Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Ormai sono quasi 2 mesi che noi iniziamo i miei talk show, le mie trasmissioni, anche i miei telegiornali, cioè i miei telegiornali TV7, ovviamente con queste immagini di una guerra atroce, stupida e che non ha un senso se non purtroppo quello della cattiveria dell'uomo e dei soldi che l'uomo vuole fare sulla pelle degli altri. Speriamo che nel farlo, nel nostro piccolo, diamo una sensibilità, una sensibilizzazione alla gente che termini al più presto, anche se la vedo molto difficile. Va bene, questa puntata invece è dedicata al commercio a Padova, in Veneto, come sta andando, come andrà, visto la situazione del Covid che sta fermando i porti internazionali tipo quello di Shanghai, le navi non partono e quindi la merce non arriva, aumenteranno ancora i costi, poi c'è Amazon, poi c'è tant'altro e quindi ci sono molte difficoltà. Padova, terza città d'Italia più cara, ne parleremo con questa trasmissione. Inizio a salutare Gianluca Dell'Aglio, presidente della Confartigianato Padova, grazie di essere con noi. Buonasera. Patrizio Bertin, presidente del Confcommercio Veneto Ascom Padova, grazie Patrizio. Umberto Zampieri, membro presidenza del CNA di Padova e anche dell'Interporto di Padova, grazie Umberto. Buonasera. Grazie anche a Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione Commercianti del Centro di Padova e membro dell'Interporto di Padova, grazie Massimiliano. Buonasera, Vincenzo Allegro del comitato direttivo dell'APE di Padova, buonasera anche a Francesco Pontelli, ormai qui ha fatto la sua base fissa, non lavora più, viene sempre a trovarmi. Grazie, ovviamente era una battuta simpatica per salutarla. Allora, prima di iniziare andiamo a vedere il servizio di apertura e poi cominceremo il dibattito in studio. Padova è la terza città più cara d'Italia, ad evidenziarlo sono gli ultimi dati sull'inflazione resi noti dall'Istat. Come noto, l'aumento dei prezzi di materie prime, beni alimentari ed energia ha subito una vera e propria impennata nelle ultime settimane, soprattutto per l'effetto del conflitto in Ucraina, anche se per la verità il rialzo era evidente già da parecchi mesi. Emblematico da questo punto di vista è il caso del carburante. La conseguenza principale di tutto ciò è l'aumento vertiginoso delle spese mensili per le famiglie, che crescono sempre di più andando ad impattare in modo significativo sul bilancio. L'Unione Nazionale Consumatori allora ha stilato la classifica delle città e delle regioni più care d'Italia in termini di aumento del costo della vita. In testa alla classifica di capoluoghi e città con più di 150.000 abitanti più cari c'è Bolzano, seguita da Genova, e al terzo posto, come detto, ecco Padova, che per la verità condivide il gradino più basso del podio con Verona. Nelle due città venete l'inflazione annuale si assesta al 7,4%. Ciò significa che per una famiglia il rincaro medio annuo ammonta a 1.869 euro e cresce addirittura a 2.752 euro per una famiglia composta da 4 persone. E tra le regioni il Veneto si piazza al quinto posto con un'inflazione del 6,9% e i rincari nelle due categorie considerate rispettivamente di 1.718 e 2.541 euro, al di sopra in ogni caso della media nazionale. L'inflazione insomma picchia duro e i portafogli delle famiglie giorno dopo giorno si svuotano sempre di più. Allora Pontelli, inizio da lei, perché avevamo già parlato questo credo un mese fa più o meno in una trasmissione, abbiamo parlato tra l'altro di economia, dove appunto gli aumenti cominciavano a diventare pesanti per la gente normale, la gente che lavora ovviamente. Ci siamo anche detti così, avevo fatto una provocazione e abbiamo detto beh, lo Stato sa più o meno fino a quando, dove può arrivare. La mia è una provocazione perché ormai sa tutti i conti che abbiamo in tasca e quindi dirà beh, Pellizzari ha in banca 20.000 euro, se anche ne aumentiamo ne perde 2.000 non ci rompe le scatole, ma quando i Pellizzari sono tanti che rompono le scatole lì la cosa potrebbe diventare pericolosa. Come concetto e come inizio è sbagliato, e se non c'è un rimedio nei tempi brevi per aiutare il cittadino a superare ai 3.000 euro con 4 persone a carico da mantenere, cosa accadrà? Ma è chiaro la situazione, domanda complessa, risposta da sì, l'ho cercato di, certo. Dovevo elaborarla ancora di più, però l'ho semplificata. Certamente. Questo tipo di aumenti automaticamente andrà ad impattare sui consumi che saranno per forza in discesa, perché è inevitabile che se una famiglia si trova con 2-3 mila euro in più all'anno di spese vive per mantenere in piedi la famiglia, è evidente che questi tipi di maggiori costi andranno ad impattare su minori consumi, mantenendo inalterato, avendo la fortuna di mantenere inalterato il reddito personale. È evidente che relativamente alla provocazione che lo Stato sa
Io credo che lo Stato una parte sappia, una parte non gli interessi assolutamente delle condizioni dei cittadini nelle quali versano. Il fatto stesso che in previsione abbia dei tagli della spesa pubblica relativi alla sanità e aumenti quelli per gli armamenti vi dà già chiaramente quali sono le priorità di questo governo. In più, ripeto, e aggiungo che è stato approvato 2 settimane fa, mi sembra, la legge in base alla quale le banche sono costrette, sono obbligate a mandare tutte le transazioni bancarie, dalle minime a quelle maggiori, all'ufficio delle entrate, che vengano sottoposte degli algoritmi in modo da vedere i nostri profili e profilare ogni cittadino in rapporto alle Quindi proprie... non sono distante il ragionamento che le ho fatto. Esatto, paradossalmente riusciamo anche ad arrivare a un punto di sintesi. Ora è evidente che una parte dei costi sono legati, per quanto riguarda le imprese, ad una difficoltà nel reperire le materie prime, dall'altra esiste la bolletta energetica che disastrosamente è aumentata. Apriamo piccola parentesi. Ricordo che nelle nostre aziende che una volta erano pubbliche, facciamo l'esempio dell'ENI, grazie all'intelligenza straordinaria di chi ha gestito quel tipo di aziende, soprattutto a livello politico, abbiamo fatto entrare dei fondi privati. Nell'ENI c'è BlackRock che ha a disposizione un parco di miliardi che 3 volte il nostro PIL, per cui è evidente che BlackRock investe e si prende soldi, per cui la speculazione che Eni sta facendo in questi ultimi mesi è legata alla redditività che il capitale investito deve dare. Questo, chiudo la parentesi, questo è perché da noi impatta di più rispetto ad altre nazioni? Perché noi abbiamo ceduto parte delle nostre aziende statali ai fondi privati ed è stata vista, io mi ricordo, per carità di patria non dico il nome del Presidente del Consiglio, se investono da noi vuol dire che siamo attrattivi, quando invece noi stiamo cedendo i monopoli, li abbiamo ceduti a degli agenti privati. E questo è il risultato finale. Berti, questo vuol dire che aumentando ovviamente la merce, aumentando i costi della vita, ovviamente l'utente, la persona normale che lavora, che non viene diciamo parificato lo stipendio alla vita normale, mette in difficoltà il ramo del commercio e quindi mette in difficoltà un po' tutto il sistema, che ultimamente, le dico la verità, anche se era stata Pasqua o no, qualcuno ha sentito i ristoratori, poi ne parleremo, che hanno passato 3-4 giorni belli, qualcuno mi ha detto che c'è una ripresa, poi approfondiremo anche questo ragionamento, però il vero dato di fatto è che le bollette aumentano, i costi aumentano, domanda, cosa succederà, Patrizio Bertin? Beh, chiaramente calano i consumi perché chiaramente la gente ha meno disponibilità e quindi è chiaro che se il potere d'acquisto sarà ridotto in questa situazione. Cosa bisogna fare? Noi lo stiamo chiedendo ormai da tempo e siamo quasi stanchi di chiederlo, è il taglio del cuneo fiscale, perché bisogna lasciare più soldi in tasca, bisogna lasciare più soldi nelle buste paga, parlo perché venga capito bene, perché altrimenti il potere d'acquisto delle persone non ce la farà a superare, anche perché hanno un'incognita davanti e quando tu hai l'incertezza non spendi i soldi con razionalità, perché la bolletta ti arriva sempre o fra 2 mesi o a fine mese e ti trovi di quelle mazzate che oggi non sai più perché senti parlare di aumenti stratosferici, quindi la famiglia cosa fa in momenti così? Cerca di contenere i costi, di risparmiare e taglia dove può. Non so se lei c'era nella trasmissione, che sono sicuro c'era Pontelli, che io l'ho trovato anche una scorrettezza da parte del governo e le spiego il perché. Se lei va in un ristorante e di solito nel ristorante, cerco di fare un esempio pratico che ho fatto con Pontelli l'altra volta, paga 20 euro e quel giorno lei va al ristorante, il titolare del ristorante le manda il conto di 60 euro. Lei la prima cosa che fa, non lo paga e chiama i carabinieri, presumo, no? Dice come fino a ieri pagavo 20 euro, oggi pago 60, chiama i carabinieri le danno anche ragione e prima di pagare il conto o il titolare lo abbassa o sicuramente c'è da discutere. Se invece le aumentano la bolletta del gas o se le aumentano la bolletta dell'acqua o del telefono, lei deve pagarla perché vengono lì e a tradimento le tagliano i fili. Ecco il motivo per cui dico che è stata anche una vigliaccata questa. La trovo una vigliaccata di cui nessuno si è permesso di contestare il fatto che si possono aumentare i prezzi a carico delle persone dall'oggi al domani senza avere la certezza che queste persone abbiano la possibilità di pagarle.
e senza che queste persone abbiano la possibilità di rivolgersi ai carabinieri o alla finanza e di dire no, fermi, se prima pagavo 300 euro di gas, oggi ne pago 600, tu mi porti via, mi rubi, e nessuno ha parlato di questo. Non lo trovo un attimino un po' scorretto questo comportamento? Purtroppo siamo sul libero mercato e quindi ti dicono che ognuno fa i propri conti a casa. Si immagini uno che sta ristrutturando casa, sì, okay, con gli aumenti che si è trovato a aumentare il costo che aveva ipotizzato per ristrutturare casa, se l'è quasi triplicato. Perché? Perché l'aumento adesso si agisce in giornata, non si hanno più dei punti di riferimento. Purtroppo è così, però tu con l'Enel o col telefono o col gas non è che puoi parlare, puoi solo pagare e anche, anzi, devi andare a pagare prima. Quindi cosa vuol dire? Quello che diceva giustamente prima Pontello, la speculazione che c'è in atto, perché certi aumenti non sono motivati. Perché quanto io ho percepito, vedi la benzina più sì, ma quanto io ho percepito, okay, o che ho sentito, che mi sono informato un attimo, i contratti anche con la Russia non sono contratti che la Russia ti aumenta domani il prezzo del gas, non è così, perché tu non puoi neanche dire domani mattina non ti prendo più il gas. Perché ci sono dei contratti e sono contratti anche molto rigidi e forti. E quindi è nato una speculazione che lì il governo doveva intervenire. Umberto Zampieri, primo giro, poi sentiamo su tutto il ragionamento che abbiamo iniziato, Umberto, poi aggiungeremo molte altre cose. Sì, diciamo dal nostro punto di vista, che siamo un'associazione peraltro molto presente nel settore trasportistico, le cose di cui stiamo parlando sono purtroppo di totale evidenza, insomma. Se prendiamo il caso dell'autotrasporto, che in Italia rappresenta circa il 7% del PIL, penso che tutti possano immaginare, se ne è anche parlato nelle cronache, insomma, nazionali, dell'impatto di questi aumenti. Ecco, quello che diceva e condivido molto il Presidente Bertin è relativo a queste dinamiche speculative fuori controllo. Ecco, questo nel caso dei carburanti è evidente. Noi oggi abbiamo un costo, ad esempio, del gasolio, quello che viene usato per l'autotrazione, l'autotrasporto, insomma, e che usiamo anche noi come privati cittadini, che parametrato al valore del barile del petrolio, che è attualmente su livelli simili a quelli del 2008, è ben più alto. Allora una delle nostre richieste, diciamo, riallacciandomi nel suo ragionamento, è che l'antitrust, che è un'istituzione che esiste nel nostro Paese, oltre ad occuparsi di tante altre cose che sono importanti per la vita dei cittadini, iniziasse a occuparsi anche di questo, perché se è evidente, come è evidente, che siamo di fronte a un'operazione speculativa, occorrerebbe che quegli strumenti di regolazione e imposizione che il nostro ordinamento prevede venissero utilizzati. Ecco, non credo si tratti di pensare che siamo oggetto di qualcosa di fantascientifico, ma di una grossa operazione speculativa in questo settore sicuramente. Io credo che questo ragionamento possa essere allargato anche ad altri ambiti legati alle materie prime, okay? Dove le dinamiche poi sono diverse, sono legate a quello che ricordava anche Giorgio Borilli in apertura, alla rottura delle catene di approvvigionamento legate alla crisi dei container, dei trasporti navali. Ci sono anche altri elementi, però nel caso dell'autotrasporto, che è di per sé un elemento inflattivo, diciamo, che può ricordare quello dell'aumento del costo dell'energia, è evidente che se non si fa qualcosa, questo aumento dei costi, al di là di questioni che magari affronteremo dopo legate più specificamente al mondo dei trasportatori e degli autotrasportatori, avrà l'effetto di portare ulteriormente al rialzo la tendenza all'aumento dei prezzi, perché è chiaro che percorrere 100 chilometri nell'aprile del 2022 non costa come percorrere 100 km solo poche settimane fa. Dell'Aglio, poi faccio un giro, poi ovviamente potete anche interagire, possiamo anche interagire tra di noi, prego Dell'Aglio, sul ragionamento iniziale che stiamo facendo, poi sentiamo tutti i pareri. Certo, poi. Naturalmente sono d'accordo con chi mi ha preceduto, la situazione è questa qui che stiamo descrivendo, e mettendoci nei panni, io mi metto nei panni di chi rappresento, cioè Confartigianato Padova, i nostri associati è già da un po' che lamentavano delle cose un po' critiche, anche prima dell'entrata in guerra, diciamo, della Russia contro l'Ucraina. Il discorso, per esempio, del gas per il semplice riscaldamento, dobbiamo capire che un imprenditore che ha anche una piccola attività si trova a dover affrontare costi non previsti
per riscaldare i suoi dipendenti che lavorano nel laboratorio, giustamente bisogna metterli in condizioni ideali di lavoro. E poi quando si trova lì un aumento, noi abbiamo avuto casi che da 1.000 euro, che era l'abituale bolletta degli inverni precedenti, sono diventati 4.000, 4.500, cioè un aumento che non è neanche più una cosa come dire, gestibile. Non è che puoi chiedere fammi un po' di sconto, ti pago in 2 o 3 rate, perché anche le rate sono così grandi che sono superiori a quello che era la bolletta precedente. Ma poi questo imprenditore torna nella sua casa e deve pagare la bolletta anche di casa sua, che non avendo guadagnato perché ha pagato bollette del genere nella sua attività, rischia di non riuscire a pagare il riscaldamento della sua casa. Dunque figurarsi se può mantenere fede magari a altri impegni che ha, e soprattutto può, come diceva prima il collega che mi ha preceduto, andare poi a riversare sui consumi, sugli acquisti che deve fare, oppure sugli impegni che ha già preso a casa. E contemporaneamente a tutto questo abbiamo avuto delle problematiche con il bonus 110%, che ha subito qualche variazione in corso, c'è stato qualche furbetto. In corso d'opera. Sono successi un po' di tutto, c'è stata secondo me anche uno scarso controllo da parte delle autorità, e dunque questo magari sappiamo insomma, che può come dire, incentivare qualcuno a fare il furbo. E ha portato costi dei materiali altissimi, ha portato a tutta una situazione che non solo non avevamo mai visto, ma che non riusciamo a capire come governarla. Pellizzari, però va bene, facciamo questo ragionamento iniziale, però dobbiamo trovare la soluzione, perché se usciamo da qui, che siamo tutti d'accordo che hanno aumentato per questo, per quell'altro, nel nostro piccolo se magari riusciamo a trovare una soluzione, certo, perché per migliorare questa cosa e per dare supporto a chi giustamente ha avuto questi rincari, a tutti praticamente. Pellizzari. Vabbè, allora la situazione, come dire, è stato detto anche in maniera molto chiara, è estremamente drammatica, ed è drammatica perché noi ci troviamo di fronte diciamo, ad affrontare dei problemi che dopo francamente 2 anni di pandemia, di chiusure, di limitazione, dove si è cercato di rimanere a galla, dove si è cercato fondamentalmente di gestire le proprie risorse, dove si è tentato di mercanteggiare con i proprietari degli immobili, perché ci sono tantissime attività che hanno dei canoni di locazione, soprattutto in centro storico, estremamente elevati. C'è stata tutta una politica di proroghe, ecco, che io non ho condiviso in toto, perché la proroga non è un aiuto che si dà al piccolo imprenditore, ma è il posticipare un problema. La proroga in che senso? Le proroghe fiscali, quindi okay, la proroga dei pagamenti dei mutui, dei finanziamenti, le proroghe dell'IMU, dell'ICI, dei plateatici. Ecco. Ci si è trovati dopo 2 anni a ovviamente sperare di poter uscire da questo benedetto tunnel, oberati di debiti, perché ripeto, con i posticipi adesso dovevamo davvero onorare e far fronte anche ai debiti che avevamo nei confronti appunto dei fornitori attraverso le ricevute bancarie, che sono state a loro volta prorogate, e ci troviamo con, per contro, delle bollette che sono raddoppiate, che sono triplicate, ma non sono raddoppiate o triplicate adesso in queste ultime settimane con la guerra russa-ucraina, ma hanno cominciato a fine gennaio ad arrivare veramente dei salassi fuori misura, e quindi è evidente che questo mette a dura prova il sistema economico, il sistema imprenditoriale, e mette anche in grado. Quindi Pellizzari dipende dal governo, insomma, praticamente. Ma io credo che, voglio dire, la questione speculativa sia ovviamente fuori discussione, e ne abbiamo la prova. Ma mi domando, perché appunto, secondo lei, nel ragionamento che ho fatto all'inizio con Pontelli, e visto che sicuramente dipende dal governo e solo il governo può migliorare questa situazione, lì sono tutti nel baraccone, lì sono sopra il palco, ci sono tutti, i partiti ci sono tutti, indipendente, perché poi parlano tutti, quelli che sono all'opposizione, quelli che sono al governo, poi quando vanno lì non possono far nulla, cioè è un po' una situazione imbarazzante sotto certi punti di vista, e se quel baraccone ci sono tutti, mi sa tanto e mi dà tanto da pensare che dicono che pensare male
prima o dopo uno ci indovina, che sanno tutto di noi e faranno tutto quello che vorranno per vivere adagiati un po' tutti, non lo so. Non voglio dire, il mal comune mezzo gaudio credo che sia anche, come dire, una storia trita e ritrita, no? Quindi nel senso si è tutti, la responsabilità è un po' di tutti, non è di nessuno, però io credo che per quanto riguarda almeno le bollette dell'energia elettrica, le bollette del gas che servono per far funzionare le nostre attività, lì bisognerebbe davvero incidere, anche perché, come giustamente ricordava all'inizio della trasmissione, col proprietario dell'immobile tante volte puoi anche cercare di trovare un accordo, ma qui sono ovviamente delle scadenze che tu devi onorare alla giornata. Ma è brutto dire la parola, è offensivo, chiedo a voi, Umberto, dire è una vigliaccheria questa cosa qui, è brutto dirlo, è offensivo, che magari non mi querelino. No, querele non credo, sono opinioni. Allora, dipende dallo stato d'animo con il quale si affronta. Lo stato d'animo qui credo di cittadino. essere in mezzo a colleghi che hanno attraversato nelle diverse attività aziendali o commerciali che svolgiamo un periodo terrificante che è il 2020 e con tutte le sue cose. Ma anche per adoperare la parola, se posso, direttore. Volevo sentire ovviamente Vincenzo Allegro, che non è intervenuto. Sì. No, ho detto vigliaccheria perché dopo il Covid, che abbiamo passato degli anni tristissimi, tante ovviamente attività ne hanno subito e tante hanno chiuso, si aggiunge anche questo, ecco perché mi sono permesso di dire, Roberto, una vigliaccheria, insomma non vorrei. Guardi, io sono APPE, ACC, ASCOM, artigianato, imprenditori. Ci divide solamente il tipo di lavoro che poi andiamo a svolgere sul campo, io ristoratore, trasporti, ma la problematica che ci accomuna è identica, uguale per tutti quanti. E le problematiche che abbiamo affrontato in questi 2 anni e che dovremo affrontare ancora nel proseguo di questo anno sono problematiche che vengono da in alto e che noi non abbiamo la potenzialità né la capacità e neanche gli interlocutori per poterci ragionare. In 2 anni con Bertini sa perfettamente, abbiamo discusso con tutte le forze politiche del comprensorio veneto. Dobbiamo essere chiari su una certa cosa. Ci hanno risposto solo l'opposizione, perché della parte che dovrebbe in teoria in questo momento gestire questo Paese non si è presentato mai nessuno a parlare ai nostri tavoli. L'opposizione si è presentata dicendoci che comunque erano limitati perché non potevano fare pericolo, perché erano opposizione che avevano portato le nostre dimostranze al governo. È sempre facile. È sempre facile logicamente al governo, ma però dobbiamo essere chiari, nessuno dell'opposizione si è presentato al tavolo di queste associazioni per dire siamo con voi, vi capiamo, non si sono presentati, non c'erano, nonostante lettere su lettere per poterli chiamarli. È una conferma di quello che dicevo prima. Assolutamente. Abbiamo un problema del fondo, è vero, oggi siamo succubi di una speculazione mondiale, perché l'altro giorno ascoltavo Radio 24 e dicevano che mi pare, adesso dico a spanne perché non ricordo i numeri esatti, ma su 300 aziende che contrattano energia a livello mondiale, 150 sono fondi speculativi. Come diceva il collega, abbiamo un costo della benzina, del petrolio, che è del 2008 e abbiamo un prezzo adesso che, grazie agli sgravi di 30 centesimi, è 1,70 €. Dovrebbe essere in realtà 2 euro e qualcosa, 2 euro e di più. 2,20 € era arrivato. 2,20 €. È ovvio che questa situazione ci mette tutti quanti in crisi, perché io sono legato tanto al trasporto, quanto sono legato all'artigiano, quanto sono legato al negozio del centro, perché logicamente siamo tutti imprenditori, tutti che fanno un lavoro che si basa sul fatto che la gente si muova e spenda. Quando si parla di 2.500 euro in più a famiglia all'anno, sono 200 euro in meno in tasca a famiglia al mese, vuol dire che quelle persone dovranno fare economia. E i dati delle banche ci dicono che oggi, negli ultimi 2 anni, l'aumento dei soldi tenuti in banca è elevatissimo, cioè la gente ha paura, cioè, quel dato ci dimostra che la gente non se la sente di spendere, ma come non se la sente di spendere la gente, non se la sentiamo di spendere noi imprenditori, certo. Perché c'è il rischio di vedere lanciati i soldi nel vuoto con un ritorno che è minimo rispetto all'investimento fatto. Per non è che andiamo in pubblicità, rimanete con noi.